God Save the Wine, la serata più rilassante dopo il Vinitaly qui al Due Torri, e abbiamo qui il piacere di avere Gianni dalla ballerina che non era presente a Vinitaly, quindi non hai scuse di essere stanco, devi essere fresco, riposato. Ecco, a maggior ragione il Monferrato, che è una zona che è stata sempre più riscoperta, soprattutto per la Barbera, e quindi è una zona dove però esistono ancora storie autentiche da raccontare. Proprio c'è ancora bisogno di raccontare nel mondo del vino, oppure ci sono anche troppe parole? È assolutamente importante raccontare, perché la gente vuole sapere le tradizioni, sapere da dove arriviamo, sapere praticamente il nostro percorso per arrivare praticamente ai nostri vini, i tragitti e soprattutto cosa abbiamo fatto per aumentare la qualità dei nostri prodotti. Ecco, per esempio, concentriamoci sui rossi, no? Che è vero, ovviamente a me piace tantissimo anche i tuoi bianchi, la freschezza, veramente bianchi piemontesi, però il rosso, ovviamente la Barbera è quello che sai fare lì, la farà padrone. Ecco, raccontaci, assaggiamo due tuoi vini, cosa mi dai? Allora, partiamo da per me, secondo me, questa è la Barbera che identifica proprio il territorio piemontese, soprattutto la zona di Asti, dove c'è praticamente la frutta e il corpo delle nostre terre. Le nostre terre dove sono ricche di argilla, dove praticamente il vino viene molto strutturato. Abbiamo un pro e un contro, che è l'acidità. L'acidità però identifica la nostra Barbera. La Barbera senza acidità è un po'... cielo senza stelle. Esatto, quindi secondo me questa è la mia interpretazione, per me migliore per quanto riguarda la Barbera d'Asti. Ecco, questo è anche il vino che mi ha colpito immediatamente quando l'ho assaggiato la prima volta, veramente questo frutto, questa sensazione così avvolgente e questa acidità ben presente ma non fastidiosa. Ti assicuro che a me la Barbera ogni tanto ci ho litigato, e secondo me apprezzo lo sforzo di coltivazione in cantina per domarla da questo punto di vista. E invece un altro rosso che esprime un altro lato del tuo territorio. Parliamo sempre di Barbera, un Barbera superiore. Questa è stata veramente un po' una mia invenzione, perché ho copiato un po' il lavoro dei veronesi nell'Amarone, utilizzando praticamente una parte di uva passita in fermentazione. Noi l'uva passita la facciamo passare in cassetta, facciamo circa 90 giorni di appassimento e poi la mettiamo intera, diraspata a mano, in fermentazione. Quindi fa una specie di fermentazione carbonica insieme all'altra Barbera. Ecco, questo è un termine, un modo di parlare molto tecnico, ma non vi spaventate, è un modo in cui Gianni appunto cerca di rendere questo vino più particolare, e i tecnicismi ci piace raccontarli, ma in realtà è un vino che racconta una Barbera sicuramente più complessa, una ricchezza più profonda, però altrettanto piacevole. Certo, va abbinata con qualcosa di più importante. Assolutamente, a formaggi magari più stagionati, più intensi come sapore, a carni selvaggine, arrosti e anche stufati. Allora, io penso che hai visto qualcosa nei buffet che ti interessava? Sì, infatti ho abbinato questo con la maggior parte dei formaggi. Sì. Vabbè, andiamo a provare anche noi, e grazie mille Gianni per un brindisi al futuro della Barbera e Monferrato. Sì.